2 vittime ed un ferito grave è il bilancio dell'ennesimo drammatico incidente accaduto sulle strade del Veneziano. Questa volta lungo la provinciale che collega Caposile a Jesolo all'altezza del chilometro 10 in località Canani di Santa Maria di Piave. Il sinistro poco dopo le 4. Michele Costantin, 62 anni, ed Antonio Ferro, 50 anni, entrambi di Cavallino Treporti, titolari di una pescheria a Punta Sabbioni, si stavano dirigendo al mercato ittico del Tronchetto. La Fiat Scudo sulla quale viaggiavano si è scontrata frontalmente con una BMW condotta da un 40enne agente immobiliare di Jesolo che, secondo la prima sommaria ricostruzione dei carabinieri, avrebbe perso il controllo del mezzo ed invaso la corsia opposta. Violentissimo l'impatto, Michele Costantin è deceduto sul posto, Antonio Ferro un'ora dopo all'ospedale. Il conducente della BMW ha invece rimediato ferite gravi, ma l'uomo non è in pericolo di vita. Sul posto SUEM, Vigili del Fuoco e Carabinieri.